Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la sfida tra Pioppo Futsal e Palermo Futsal Club, numero 23 di questo campionato. Dall'inizio campionato, presente come sempre, intanto Lowati riceve il pallone, Marineo subito attento, scivola Quinario ma riesce ad avere la meglio, poi scontro con Lowati, velocissimo Quinario, gran partita, gran giocata di Quinario, poi Morrione sul primo palo si fa trovare presentissimo. Calvaruso contro Nicchia, scende sul destro, poi il blocco, qua ancora Calvaruso e Lopez, miracoloso. Ora Lupo di Palermo, palla dentro per Quinario, Morrione. Attacco di Nicchia, Lowati per Nicchia che può calciare Marineo. Ma Chinnici con Marineo che con le dita mette in calcio d'angolo, non è nemmeno un brutto tiro quello di Lorenzo Chinnici. Lucchese per Lopez, la palla rimane lì, poi Chinnici, Marineo chiama uno schema, butta dietro per Chinnici, che la sblocca Lorenzo Chinnici e vuole l'esultanza con il proprio pubblico, anche con un bambino. Capitan Vito La Fiora, Marineo, Allegra subito! E Lucchese se la butta dentro, ma era veramente iniziato in porta. Dura veramente, credo, 10 secondi il vantaggio del Palermo con Allegra che non se lo fa ripetere due volte e fa una 1. Sbaglia il tocco Allegra, Alongi, Nicchia, c'è Lucchese tutto solo, riceve la palla, Lucchese, Marineo, super! Nicchia, dopo l'anticipo di Chinnici, l'apertura, ancora Chinnici, può cercare il secondo palo! Fabio Lucchese continua il suo momento d'oro! Ma fatemelo dire, Lorenzo Chinnici con questa categoria non c'entra nulla. Suola Lowati, lo infastidisce, Lowati ancora potrebbe puntare e passare, c'è Lucchese tutto solo, Lucchese Marineo ancora, Lucchese Polo! Deve partire, c'è Lowati vicino, c'è anche la porta, Marineo ancora! Che partita di Marineo, Lucchese, Lowati con la punta, intercetta Longi, ma adesso è il momento per attaccare Lowati con la sola, poi Lopez! Rischia anche un fallo abbastanza brutto, Allegra sul mancino, cerca il taglio, Lowati, capisci tutti in anticipo di partire. Lowati, Lucchese, apre tutto per Chinnici, deve calciare, Chinnici, Alongi! Forse di Lopez, se non ho visto male, però. Chinnici, punta Quinario che intanto è penetrato! È penetrato! Lorenzo Chinnici decide di far esplodere la tifoseria del Palermo Futsal Club, l'ho fatto ancora Lorenzo Chinnici e lo ripetiamo, Lorenzo Chinnici in questa categoria non c'entra veramente nulla e dico nulla. Chinnici, poi sbaglia Chinnici, lo giudice per Ferraro Morrione, non basta, gioca il quinto di movimento, cosa calcia? Marineo e becca la traversa, ma aveva calciato benissimo qui Marineo con la punta, poi Pesci Giacomo terzo e lo fa benissimo 3-3, poi Lucchese imbucata, Lopez quasi come il Calvaruso e poi Lucchese con Marineo che ancora supera, non c'è nulla, Chinnici punta, allarga il gioco da Nicchia sulla posizione di Lucchese, Nicchia cerca la porta, Marineo l'ha vista forse all'ultimo e poi blocca i due tempi. Chinnici, Alongi regala a Lucchese la possibilità di poter calciare, vediamo, Lucchese va sul sinistro, Lucchese Marineo ancora, ma quante palloni ha avuto Lucchese contro Marineo oggi? Lopez spara alla porta, apertura, Nicchia, palla fuori, ecco si abita la Fiora. Alongi contro Morrione che la para! Lucchese giocata superlativa, Lucchese mette dentro per Nicchia, Marineo! Poi Lucchese ne salta uno, il secondo, palla in campo, Lucchese Marineo! Chinnici 4-3 secondi, Lucchese calcia verso la porta e poi va bene così, finisce 3-3 la partita tra Pioppo Futsal e Palermo Futsal Club, partita bellissima con un cuore incredibile poter
rossonero che nonostante le 1000 defezioni hanno portato a casa un punto tanto importante e forse possono recriminare Level Force anche qualcosa in più.